41 mm di pioggia in un'ora, quelli caduti ieri pomeriggio su Oderzo e le frazioni limitrofe. Una bomba d'acqua accompagnata da forte vento e qualche chicco di grandine che fortunatamente non ha provocato danni. A creare disagio però gli allagamenti che hanno coinvolto Viale Brandolini, Via Garibaldi e il quartiere Alcide De Gasperi. In Via Anafesto l'acqua ha raggiunto quasi i 10 cm. In pochi minuti si è legata tutta la strada, praticamente dal dosso lì fino quasi al capitello e qua fino alla macchina nera, qua c'era tutta un'acqua. Acqua che a seguito dei lavori sulle condotte della adiacente via Parise, a detta dei residenti, avrebbe dovuto defluire in modo molto più rapido. Sono un po' sorpreso a trovare di nuovo l'acqua che arriva a una certa altezza senza essere smaltita, diciamo, come ci si aspettava, insomma. Una situazione che gli abitanti di Via Anafesto e di tutto il quartiere De Gasperi lamentano da tempo. Rassicurazioni da parte dell'amministrazione. È già pronto, ma servono i finanziamenti, anche un altro progetto invece di rifacimento proprio delle condotte di Via Anafesto e anche di altri pezzi di lottizzazioni che devono comunque raggiungere poi quella condotta più grossa, che è quella di Via Parise. In cantiere dunque i progetti per migliorare la situazione. Ottenuto dal Comune un finanziamento da 2,5 milioni di euro di fondi PNRR. Vorremmo intervenire sul bacino del Navisego per risolvere problemi, diciamo, di tutta la zona lottizzazione Brandolini e quartier Marconi e via Garibaldi. E lì sono due interventi che probabilmente non saturano i 2,5 milioni e quindi speriamo di riuscire a far sta dentro anche gli interventi secondari della zona, quella sopra via Parise, cioè dell'acqua che scende da Camino, che arriva in via Parise e poi andrà all'idrovoro di Fratta.